presidente dell'Ordine Emilia-Romagna, visto che ci ospita nella sua piattaforma, Gabriele Raimondi, insieme alla vicepresidente Luana Valletta. Poi abbiamo il presidente dell'Ordine Lazio, Federico Conte, presidente dell'Ordine Campania, Armando Cozzuto, e per la Sicilia il vicepresidente Angelo Barretta, per le Marche la consigliera Federica Guercio, benvenuta Federica, per l'Ordine Abruzzo la consigliera Gloria Di Rocco e per EMPAP il vicepresidente Federico Zanon, che ci racconterà poi del bando borse lavoro EMPAP, che è l'argomento caldo di questi giorni, visto che tra 4 giorni scade appunto la possibilità di partecipare a questo bando. Quindi io vado velocemente, perché essendo abituata in Veneto, siamo molto presi dalle cose da fare, velocemente nel pieno di questo incontro. Ci troviamo qua per raccontare un po' ai colleghi del lavoro che abbiamo messo assieme per aiutarli nella formazione e nella formazione accreditata ECM. Quindi prima di presentare la piattaforma e i corsi che potranno poi svolgere prossimamente in questi mesi prima della fine del triennio, volevo chiedere a Luca Pezzullo se ci fa una breve cornice di sistema, cioè se ci racconti proprio brevemente, per chi ancora magari ha le prime armi, perché comunque vediamo che in ordine molte persone, molti colleghi ci chiedono, ma effettivamente che cosa sono questi ECM? Perché riguardano me, magari riguardano me che sono psicologo del lavoro, oppure in questo momento non sto esercitando, e poi dov'è che devo cercare le informazioni su Agena, su Cogeaps, chi sono emanazione degli ordini, ecco, una breve sintesi per iniziare a districarci in questo labirinto. Ok, Fortunata, è noto che noi veneti presentiamo gli altri, non presentiamo noi stessi. Fortunata Pizzofera, la vicepresidente dell'Ordine Veneto, io sono Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine Veneto, come al solito noi lavoriamo silenziosamente, lasciamo il palco ad altri, ma questa volta non ci siamo presentati né io né te, per cui ci autopresentiamo in questa maniera. L'abitudine a vederti tutti i giorni. L'abitudine, Madonna, veramente. Allora, buondì a tutti, bentrovati. A me hanno dato questo ingrato compito di definire in 7 minuti il quadro storico-amministrativo comparato degli ECM dagli origini a oggi, in maniera che sia appassionante e interessante. Essendo un compito impossibile, rinuncio direttamente e cerco semplicemente di mettere giù alcuni parametri di riferimento, di allineamento, diciamo, su che cosa sono gli ECM e appunto, come diceva giustamente Fortunata, cosa sono tutte queste sigle che possono magari creare un pochino di confusione quando ci si muove in questo contesto. Allora, gli ECM cosa sono? Sono l'educazione continua in medicina, che è un programma di formazione e di aggiornamento scientifico-professionale che è nato in origine proprio per coprire, come dice il nome, i medici e le professioni sanitarie. Nascono, noi li consideriamo una cosa abbastanza recente, in realtà si parte da decreti dei primi anni 90 per la costruzione del sistema CM. Poi a seguito di un accordo Stato-Regione del 2001 si inizia a usare proprio la sigla CM e dal 2002 parte appunto la programmazione degli ECM, in maniera all'inizio più graduale, ha avuto varie forme nel corso del tempo. Sostanzialmente gli ECM cercano di rappresentare la necessità per un professionista sanitario, un professionista in generale, ma sanitario in particolare, di avere una serie di aggiornamenti nel corso del suo ciclo di vita professionale, aggiornamenti scientifici che gli permettono appunto di operare sempre in maniera adeguata. Per noi non è una novità se ci pensiamo, anche noi se ci prendiamo il nostro codice deontologico, all'articolo 5 troviamo la nostra necessità di essere sempre aggiornati per poter garantire a tutti i nostri utenti una prestazione di qualità, una prestazione scientifica aggiornata di qualità. In ambito medico appunto si è sviluppato questo sistema che poi ha creato intorno a sé tutta una pletora di costruzioni normative, regolamentatorie, organizzative che appunto oggi conosciamo come sistema attuale. In ambito appunto sanitario è con il 2011 e poi il 2012 con una conversione di un decreto nel 2012 che parte dalla formazione continua. Salto un pochino la storia, appunto la parte magari un pochino più tecniche e più noiose, ma poi penso che Federico Conte ci farà qualche accenno rispetto a quella che è stata poi la dialettica che si è costruita nel decennio successivo sulla possibilità di identificare il concetto di formazione continua nel contesto psicologico con il sistema degli ECM, perché non è proprio lineare, non è stato lineare questa storia. Federico Conte penso ce ne potrà parlare in dettaglio perché ha seguito molto bene tutta la dialettica che si è creata intorno a questo tema. Arriviamo però al configurarsi negli ultimi anni di una serie di normative che hanno, diciamo così, teso ad applicare la normativa relativa agli ECM e anche ai sistemi di formazione continua in psicologia. In particolare ci sono 2 atti che è importante conoscere per ogni psicologo.
Uno è la legge GEL del 2017 che inserisce e chiarisce alcuni obblighi assicurativi per i professionisti, a cui una normazione successiva ha agganciato ad esempio il concetto che io per essere assicurato, una sentenza di Cassazione, poi una normazione recentissima, che per poter essere assicurato perché la mia assicurazione professionale, quindi il mio poter garantire che i miei clienti utenti e io siamo tutti in un certo senso protetti anche dal punto di vista assicurativo, è legata dall'essere aggiornati dal punto di vista professionale, quindi da una formazione continua o ad esempio dagli ECM per i professionisti sanitari che rientrano nella normativa. E dal 2018, una delle domande che appunto Fortunata ci evidenziava, alcuni colleghi ci dicono: ma io faccio lo psicologo del lavoro, io sono uno psicologo che opera nell'orientamento, perché devo fare gli ECM? Perché con la legge 3 del 2018, la cosiddetta legge Lorenzin, tutti gli psicologi, quindi tutti gli iscritti all'ordine, sono considerati professionisti sanitari. Quindi non sono sanitarie le singole microattività che io posso svolgere, ma è proprio il ruolo professionale che è considerato una professione di natura sanitaria. Quindi tutti gli obblighi che eventualmente si applicano a una categoria, a una categoria ordinistica, si applicano a tutti i componenti della stessa. Per gestire tutto questo sistema esistono due organi, avete sentito sicuramente queste sigle, una è Agenas, una è COGEAPS. L'Agenas è un'agenzia, un ente pubblico, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, che è un'agenzia molto importante a livello nazionale, che ha tutta una serie di incarichi che svolge per il Ministero, per le regioni, per la Conferenza Stato-Regioni, legati al monitoraggio della qualità dei nostri servizi sanitari. Voi sapete che abbiamo un servizio sanitario nazionale e una serie di servizi sanitari regionali. A livello regionale si giocano molte delle competenze sanitarie sul territorio. La Conferenza Stato-Regioni spesso mette insieme queste due dimensioni, cerca di mettere insieme queste due dimensioni a livelli implementativi e normativi. L'Agenas è una delle agenzie che appunto svolge un ruolo di collante di monitoraggio della qualità delle prestazioni e dal 2008 anche del tema degli ICM a livello nazionale. Il COGEAPS invece è possiamo definirlo un consorzio proprio tra le federazioni degli ordini sanitari, tra cui l'ordine degli psicologi, che gestisce operativamente la cosiddetta banca dati degli ECM. Quindi quando qualcuno vi dice, a seguito di un corso, vai a vedere la tua posizione ECM su COGEAPS, ci si entra da poco solo con lo SPID, molti di voi probabilmente avranno già fatto il primo accesso, voi state entrando in questa banca dati gestita da un consorzio che deve aggiornare tempestivamente, questo teoricamente tempestivamente, i nostri crediti, ci permette di analizzare le nostre situazioni ECM. Per quanto riguarda la normativa generale, ma poi appunto negli interventi successivi andremo a vedere tutte le situazioni, gli ECM prevedono una serie di modalità formative diverse, dai corsi in presenza, ai corsi a distanza, alla FAD, a tutta una serie di altre forme, dall'autoformazione al tutorato, alla pubblicazione di articoli scientifici, che possono andare a contribuire alla costruzione di questo monte di crediti che ogni 3 anni dobbiamo conseguire. La programmazione, trovate una descrizione dettagliata nel manuale del professionista sanitario, della formazione continua del professionista sanitario, scaricabile dal sito di Agenas, vi dettaglia tutte le modalità e tutti i criteri con cui si possono maturare questi crediti e appunto negli interventi successivi avrete modo di vedere come si attiva. Da questa situazione è partito un pochino il desiderio, l'input di mettere insieme le nostre risorse, le nostre potenzialità come ordini, proprio per andare incontro alle esigenze formative della comunità professionale e di fornire una serie di strumenti per andare incontro a navigare anche queste situazioni, questa complessa configurazione appunto formativa creata con il sistema CM. Sono stato nei miei 7 minuti, più di così. Grazie Luca. Tra l'altro io sono abituata, ma tutti gli altri vorrei dire che è registrato, possono riascoltare a rallenti se vogliono. Comunque il quadro direi che era molto chiaro, quindi come tu hai anticipato ci sono state nel tempo numerose criticità che soprattutto l'Ordine Lazio ha deciso di farsi portavoce, no, per evidenziarlo e per permettere agli psicologi di avere anche un percorso di chiarificazione rispetto a questo percorso travagliato. E quindi volevo chiedere a Federico Conte se riesce a riassumerci anche brevemente questa azione che l'Ordine Lazio sta facendo in prima fila, ma che poi ovviamente va a beneficio di tutti gli ordini, la possibilità di avere chiarezza. Sì, allora grazie Fortunata, buonasera a tutti. Allora, diciamo che lo faccio rapidamente, anch'io cercherò di essere rapidissimo. All'incirca 10 anni fa viene introdotto l'obbligo di formazione continua per gli iscritti all'albo, che è un sistema di tutela e che ha un suo significato.
Il codice deontologico degli psicologi recepisce questo obbligo e lo fa nel 2013 con la modifica che abbiamo fatto, introducendo il concetto che per gli iscritti c'è l'obbligo di formazione continua. Ora, formazione continua è una cosa, ECM è un altro. L'ECM è diciamo, da più anni, da diversi anni, il sistema di formazione continua all'interno del sistema sanitario ed è sempre stato anche il sistema di formazione continua per coloro che lavoravano nel privato convenzionato, quindi anche liberi professionisti, ma il cui, diciamo, i cui importi, il cui fatturato derivasse dal sistema pubblico. Quindi su questo era pacifico. Il tema è che per invece diciamo, per i normali liberi professionisti in realtà ci sarebbe dovuta essere una specifica formazione che la norma prevedeva con questa procedura, cioè il Consiglio nazionale avrebbe dovuto approvare un suo regolamento, al pari ad esempio degli assistenti sociali, che è una categoria che conosco. Loro hanno un loro regolamento approvato dal Ministero Vigilante. E questo regolamento consente di fatto di riconoscere nella formazione continua il tipo di formazione che veniva approvato dal Consiglio nazionale. E quindi che cosa succede? Che nel 2018, alla fine, il Consiglio nazionale, quindi ben 5 anni dopo l'entrata in vigore del codice deontologico, nel 2018, esattamente un mese dopo l'approvazione della legge 3 del 2018, perché questa è un'altra situazione insomma, che va specificata bene, quindi la legge è quella che stabilisce che lo psicologo diventa a tutti gli effetti professione sanitaria, invia questo famoso regolamento che dice il CNOP si occuperà di attivare corsi di formazione e di riconoscere corsi di formazione per la formazione continua. Quindi l'idea è che si sarebbe creata una commissione interna al Consiglio nazionale che avrebbe approvato i programmi e quant'altro. Il Ministero non risponde e a un certo punto, a giugno del 2020, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, CNFC, delibera l'obbligo di formazione continua sia assorbito dall'ECM per gli psicologi. Quindi una commissione totalmente esterna all'ordine, in aperto contrasto con la normativa vigente, stabilisce che c'è un obbligo e che ci riguarda. A questo punto il Consiglio dell'Ordine Lazio impugna la delibera in quanto evidentemente illegittima da un lato, perché ovviamente la Commissione non ha alcun potere sull'ordine degli psicologi e soprattutto perché è in aperto contrasto con quella che è la normativa sulla formazione continua. Ma il colpo di scena è che il Consiglio nazionale si costituisce contro l'Ordine Lazio e quindi a questo punto si arriva alla sentenza del giudice, il quale giudice ci dà torto in 2 gradi di giudizio, sia al TAR che al Consiglio di Stato, ma non nel merito, cioè ci dice sostanzialmente che c'è un difetto di legittimazione dell'ordine regionale su quelle che lui definisce essere questioni di interesse nazionale e per conflitto della posizione della parte ricorrente con quella espressa dal Consiglio nazionale. Questo lo leggo proprio dalla sentenza. Quindi sostanzialmente dice in realtà non entrerà nel merito il Tribunale, ma dice semplicemente che siccome c'è il Consiglio nazionale di mezzo e il Consiglio nazionale si è costituito, noi non siamo legittimati a proporre questa questione. Ora, qui si apre ovviamente un ulteriore scenario, perché non entrando nel merito, chiunque potrebbe potenzialmente proporre un ricorso e potrebbe emergere che in realtà questo obbligo in realtà non ci sia. Quindi questo è un primo elemento. Quindi da tutta questa vicenda secondo me emergono 2 cose. La prima è che noi non abbiamo una chiarezza rispetto a questa normativa perché il giudice non è entrato nel merito e c'è un forte sospetto che in realtà questo obbligo si fondi su un elemento che non è come dire, giuridicamente sostenibile, cioè questo obbligo di questa commissione che però non ha tra i suoi compiti quello di stabilire gli obblighi per le professioni. E poi l'altro elemento secondo me è cioè, quello di definire bene la responsabilità, per cui diciamo a tutti gli iscritti, se troverete inefficiente per esempio il sistema Agenas e Cogeaps, qualcuno lo conosce da anni,
e magari insomma ne conosce le virtù e i limiti. Se riterrete che insomma che gli ECM non siano proprio aderenti a quelle che sono le vostre esigenze formative, che il sistema sia costoso, eccetera, eccetera, sappiate di chi è la responsabilità. Cioè, la responsabilità è come dire, a carico esclusivo del Consiglio nazionale. Questo, secondo me, sono i due elementi che devono rimanere di questa vicenda. Dopodiché, appunto, insomma, io credo di averlo narrato, poi sul sito dell'Ordine Lazio trovate un po' tutti i passaggi, i riferimenti anche più dettagliati. Il tema centrale è che, ripeto, non è detto che questo obbligo poi sia come dire, confermato negli anni successivi, ecco. Però detto questo, chiaramente in questo momento questa è l'unica forma di formazione continua che noi abbiamo, e quindi, come dire, chiaramente ci stiamo adeguando tutti quanti. Da lì anche questa iniziativa che abbiamo proposto, ma anche il motivo per cui abbiamo aspettato era che abbiamo aspettato che ci fosse l'ulteriore sentenza che è uscita pochi mesi fa, altrimenti ci saremmo mossi ovviamente molto prima e avremmo realizzato questa iniziativa probabilmente già 2 anni fa, insomma, quando è stato stabilito questo presunto obbligo. Grazie Federico, sei stato, direi, chiarissimo nel spiegare una situazione che ovviamente giuridicamente è intricata, quindi essere digerita anche da noi psicologi non è facile, e ci hai anche espresso quanto sia gli ordini quanto gli iscritti stessi si trovino poi tra l'incudine e il martello, no? Perché da una parte c'è una situazione così giuridicamente complessa, dall'altra c'è la necessità anche nostra come ordini di essere sempre dalla parte dei nostri iscritti, quindi di sostenerli dandogli la possibilità di avere la formazione a prescindere, e poi quando si chiarirà in altre sedi, mal che vada, intanto avremo fatto formazione assieme. Per questo, diciamo, è scaturita in noi l'idea di fare questo percorso, e magari chiedo a Armando Cozzuto se ci racconta un po' come mai questi 7 ordini si sono trovati assieme per riuscire a dare dei servizi in più ai loro iscritti e alle loro iscritte. Allora, grazie mille Fortunata, innanzitutto buonasera a tutte e a tutti. Io ho visto, devo dire che tutti hanno rispettato il loro tempo limite, io non ho il dono della sintesi, quindi l'ansia sale, cercherò di essere quanto più breve possibile. Beh, io credo che parte di questo lavoro si sia incrociato già nel tempo, cioè prima, dietro nel backstage, quando da psicologi abbiamo cominciato a condividere delle necessità e quando non trovavamo dall'altra parte delle risposte che ci aiutassero in un certo qual modo poi a far fronte a quelle che sono le esigenze, ricordiamo, di una popolazione di psicologi che per la maggior parte in Italia ancora oggi sono dei liberi professionisti. Abbiamo avviato le nostre consigliature, posso dire, in questa sede a gennaio del 2020, poco dopo siamo andati incontro alla pandemia e questo un po' ha portato, no, in superficie tutta una serie di problematiche, di falle che ci portavamo dietro sin dall'istituzione della legge istitutiva, ed abbiamo sentito subito la necessità di fare squadra comune. Un pochettino abbiamo combattuto quella che era una sorta di solitudine che sentivamo prima all'esterno e abbiamo sentito poi una volta che siamo entrati praticamente a gestire i rispettivi ordini professionali. Quindi da continui scambi, riunioni su riunioni, perché questo, Fortunata, mi rivolgo a te che un pochettino conduci il webinar, che un po' tutti condividiamo un po' qui tra Presidente e Presidente diciamo un lieve profilo ossessivo che ci spinge e ci porta a lavorare in continuazione, quindi abbiamo cominciato a fare riunioni su riunioni. Poi quando è subentrato Zoom, questo praticamente ci ha spinto a vederci fondamentalmente ancora di più, e quindi abbiamo sentito la necessità di fare fronte comune. Questa necessità si è concretizzata poi più o meno ad ottobre del 2020 con una serie di vari inserimenti, e ha portato alla stipula di questo importante protocollo d'intesa per il raggiungimento di standard di eccellenza nella gestione amministrativa e nell'erogazione dei servizi agli iscritti. Questo protocollo oggi è firmato appunto da Abruzzo, Campania, Sicilia, Marche, Emilia Romagna, Lazio, Veneto ed ENPAP, ci tengo a dire che tra i riferimenti che hanno dato vita a questo protocollo, diciamo per i più attenti, voi trovate copia di questo protocollo
nelle rispettive aree amministrazione trasparenti dei nostri portali, è stato appunto l'articolo 3, comma 1 del codice deontologico degli psicologi italiani, che impone a carico di ciascun psicologo il dovere di accrescere le conoscenze sul comportamento umano e utilizzarle poi per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. Qualcuno ci ha chiesto, e credo anche in modo giusto e lecito, come mai alcuni ordini ed EMPAP. EMPAP perché, oltre ad essere una fondazione di diritto privato che si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi che esercitano la libera professione e dell'assistenza, ha anche un interesse altro, che è appunto quello dello sviluppo della professione di psicologo e del rapido inserimento dei giovani nel mercato occupazionale. Ricordiamo che comunque oggi EMPAP ci consente di avere, funge un po' da osservatorio privilegiato della professione, perché ci consente di avere, insieme anche agli ordini, una serie di dati che, seppur aggregati, ci danno delle informazioni sostanziali sull'andamento e sullo sviluppo della nostra professione. E gli ordini, che sono degli enti pubblici non economici, istituiti ai sensi della nostra amata legge 56 dell'89, perché hanno, oltre all'obiettivo e il mandato fondamentale, che è quello di tutelare la salute dei cittadini e allo stesso tempo il titolo professionale, perché devono anche promuovere lo sviluppo nel territorio regionale o provinciale che sia, e la collaborazione con altre istituzioni, che era un po' quello che poi sentivamo che mancava nel momento in cui soprattutto abbiamo affrontato la pandemia e abbiamo capito che mettere insieme le energie e le risorse non poteva far altro che aiutarci. Quindi abbiamo capito che c'era un reciproco interesse ad avviare una collaborazione che doveva essere strutturale, che ci dava anche un pochettino un senso, una cornice finalizzata al raggiungimento di tutta una serie di obiettivi. Gli obiettivi sono tanti e noi li stiamo declinando nel tempo. Sicuramente un obiettivo fondamentale è quello della condivisione delle buone prassi. Noi sentiamo molto spesso ripetere questo termine, ma per fare questo c'è anche una necessità. A volte siamo stati anche etichettati un po' come burocrati, come fissati praticamente sulle procedure, sui regolamenti, ma in realtà ci siamo resi conto nel tempo che una corretta gestione amministrativa degli enti, un po' come qualcuno ha detto, di sicuramente più importante di me, la forma libera del processo, in realtà poi aiuta un ente pubblico ad amministrare bene quelle che sono le risorse, e questo poi si ripercuote sugli iscritti appunto degli ordini, che possono invece andare a usufruire di una serie di servizi ben definiti. Ed era un pochettino quello che mancava, quindi la condivisione, poi lo scambio di risorse utili a favore degli iscritti, la pubblicazione di documenti o comunicati firmati a firma congiunta appunto dei presidenti. Questo è l'esempio lampante dei vademecum, voglio dire, di questa cornice vademecum inaugurata, questo dobbiamo riconoscerlo, dal nostro presidente Luca Pezzullo, che però ci hanno consentito, pur tenendo conto delle varie differenze regionali, di dare informazioni che cambiavano e mutavano rapidamente durante la pandemia, e quindi di poter sostenere le iscritte e gli iscritti nell'attività professionale durante l'emergenza pandemica. Poi l'organizzazione di eventi come questo, perché prima era molto difficile poi mettere insieme delle pubbliche amministrazioni, ma anche di tutta una serie di strumenti di sostegno, diciamo a noi ordini, che ci hanno consentito nel tempo di lavorare insieme a tutta una serie di regolamenti. Per farvi un esempio, quando siamo arrivati qui in Campania non esistevano ormai da circa 15 anni gruppi di lavoro, gruppi di progetto, quindi ci siamo interrogati, no, su come strutturare questi contenitori, e questo siamo riusciti a farlo anche e soprattutto attraverso proprio questo protocollo, che ci ha consentito di condividere dei regolamenti, nello specifico in questo caso un regolamento per il funzionamento del Consiglio, per vedere insieme i piani di comunicazione e marketing. Oramai ci dicono tutti che stalkerizziamo i nostri iscritti con newsletter che oramai produciamo e sforniamo alla velocità della luce, però questo è l'esito di un lavoro che ha trovato una base comune, che ci ha consentito poi di poter comunicare all'esterno diciamo quello che stavamo facendo e quello che vogliamo fare nel futuro, e poi anche una serie di attività e servizi che forse sono un po' più relegati dietro nel backstage, come le analisi demografiche, le statistiche, che invece ci consentono di conoscere un pochettino, di avere una fotografia di quella che è la popolazione degli psicologi, l'età, il livello occupazionale, gli ambiti di intervento, in modo da poter poi lavorare a percorsi formativi e professionali ben declinati e più vicini alle specifiche esigenze di qualcuno, come ad esempio appunto quello che stiamo facendo oggi con la presentazione di questa piattaforma, che metterà a disposizione una serie di contenuti che poi alla fine Federico Monte l'ha spiegato bene.
alla fine non ci servono soprattutto per andare a accumulare dei crediti, ma per tenerci aggiornati e per fare in modo che quelle ore di formazione non diventino solo un adempimento, se di adempimento potremo parlare in futuro, ma che possano essere bagaglio e esercizio utile per la professione. Nello specifico questo ci ha consentito di condividere un regolamento per il funzionamento dei consigli. So che all'esterno sembrerà magari anche strano, però ci siamo resi conto quando poi siamo arrivati a gestire gli ordini che in realtà ogni ordine faceva a modo suo. Questo forse in parte è anche giusto perché ci sono delle specifiche esigenze territoriali, ma voglio dire il contenitore quello è, quindi quello che funziona in un certo modo a livello amministrativo in un contesto dovrebbe funzionare in un altro e così non era, così come per la concessione delle manifestazioni di interesse dei patrocini che rappresentano oggi degli importanti visti che l'ordine mette e etichetta bolla su quella che è su quello che è un evento o comunque una manifestazione o un progetto che viene portato a termine, e un regolamento che è quello per le acquisizioni in economia, a noi molto caro, che oggi ci ha consentito tra l'altro di mettere insieme degli ordini. Voi immaginate di mettere insieme 7 pubbliche amministrazioni in piena emergenza sanitaria e di fornire in questo modo una formazione congiunta a tutti gli iscritti. È stata la base, è stata una cornice sempre ampliabile. Noi ci auguriamo che nel tempo praticamente possa accogliere anche altri ordini professionali al di là delle appartenenze, perché alla fine il mandato professionale è unico e solo. Non so se ho sforato, se sono stato breve o lungo, però spero di aver riportato almeno in questi brevi minuti un po' il senso di un lavoro congiunto che ci ha consentito oggi di dare un risultato che è unico nonostante le differenze dei territori. Sì, dai, sei stato perfettamente nei tempi e ti ringrazio di aver ricordato anche quanto impegno richiede questo, cercare di raggiungere insieme le buone prassi, che è solamente diciamo, un primo step, perché come ama spesso ricordare il Presidente Conte, noi puntiamo alle eccellenze, però le eccellenze sono una grandissima fatica. Come tu dicevi, questo protocollo ovviamente è stato proposto a tutti gli ordini e qui abbiamo presenti gli ordini regionali che hanno deciso di aderire, quindi io tra l'altro volevo fare soprattutto i complimenti a Gloria Di Rocco per l'ordine Abruzzo, perché come sappiamo l'ordine Abruzzo purtroppo precedentemente era commissariato, quindi si è trovato a poter dare in precedenza ben pochi servizi ai suoi iscritti e la nuova consigliatura che mi sembra sia in carico da 2 mesi, se non sbaglio, giusto Gloria? Sì, da febbraio. Grazie, ok. E in 2 mesi è riuscita a mettere in campo tutte le attività amministrative necessarie per poter essere presente al lancio, anche al lancio della piattaforma 4Up e magari riuscire a superare questo gap nel quale erano purtroppo loro malgrado gli iscritti dell'Abruzzo, perché era appunto commissariato fino a qualche mese fa. E come dicevamo, quindi attualmente gli ordini che hanno aderito al protocollo per raggiungere l'eccellenza sono 7 e che comunque sono ordini piuttosto grandi, perché oltre al Lazio che ha 20.000 iscritti, comunque anche il Veneto, la Campania e l'Emilia Romagna sono tra gli ordini più grandi, quindi comunque noi riusciamo a raggiungere con la nostra piattaforma 4Up e a formare praticamente 60.000 psicologi in Italia, credo, a spanne se non ricordo male, quindi più o meno il 60% degli psicologi. E all'interno del protocollo, come si diceva, il partner è anche EMPAP, la nostra cassa di previdenza e di assistenza, che tra l'altro proprio in questi giorni sta portando a chiusura un progetto che è un progetto di assistenza ma che è molto vicino anche alla formazione, non alla formazione ICM, però c'è anche la formazione sui protocolli evidence-based, la supervisione, quindi mi sembra anche importante poter parlare oggi del bando borse lavoro perché è un progetto strutturato che prevede delle ore di lavoro ma anche una formazione molto importante, quindi per questo ti chiederei Federico Zanon se puoi dirci qualcosa del bando borse lavoro e soprattutto far sapere come i nostri iscritti possono riuscire ad aderire se si sono presi indietro visto che mancano pochi giorni. Certo, io intanto devo ringraziare tutti gli ordini presenti per un motivo molto semplice. Noi questo bando, questa forma nuova di assistenza e borse lavoro l'abbiamo diffusa continuamente anche mentre era in fase di costruzione, informando continuamente sia gli ordini, tutti gli ordini italiani che il Consiglio nazionale.
ma la vera rispondenza l'abbiamo trovata come ente di previdenza, quindi la vera collaborazione, quella pratica, non a parole, ma l'abbiamo trovata negli ordini qui presenti. Questa è la prima volta che veniamo invitati, come dire, a un evento degli ordini, perché questo di fatto è un evento in cui principalmente si presenta la nuova piattaforma ECM Formap, però come dire, io devo ringraziare perché viene dato spazio a questa nostra iniziativa in cui crediamo molto. Beh, la racconto proprio in 2 parole, partendo dalla scadenza che è il 6 maggio, quindi fra pochi giorni, per fare domanda. Per fare domanda per cosa? Le borse lavoro sono una forma di assistenza, quindi finanziata con il famoso nostro 2%, come l'indennità di malattia e tutte le altre forme, con la particolarità che invece di agire su situazioni di bisogno, agisce nella promozione del lavoro. Questo è pienamente in target con le finalità di ENPAP, perché agli enti di previdenza negli ultimi anni è stato attribuito non solo il compito di fare pensioni e assistenza in senso stretto, ma anche di promuovere il lavoro, con l'ipotesi abbastanza evidente che siccome le pensioni le facciamo con il nostro lavoro e con i contributi che versiamo dal nostro lavoro, sostenere il lavoro rientra pienamente nelle missioni degli enti di previdenza. E quindi abbiamo pensato a questa forma di assistenza che mette insieme diverse cose. Intanto è un contributo di 5.000 euro, quindi non è un contributo da poco, con uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, quindi praticamente la metà di quello che lo Stato sta stanziando con il bonus psicologo, per cui è, come dire, uno stanziamento anche importante. E queste borse lavoro da 5.000 euro sono collegate a mettersi all'interno di un progetto e svolgere delle attività. In particolare dentro questa borsa lavoro di 5.000 euro a psicologo è compresa una formazione di 3 giorni a un protocollo di intervento modellato sulla base della Consensus Conference per ansia e depressione che è stata recentemente pubblicata. Quindi proprio siamo all'interno di un protocollo molto strutturato che nasce sulle evidenze scientifiche, ma nasce, lo strumento della Consensus Conference lo conosciamo tutti, anche da una forma di accordo nella comunità professionale su quello che funziona e che non funziona. Chiaramente 3 giorni di formazione servono per formarsi sul protocollo, ma si fa l'ipotesi che gli psicologi e gli psicoterapeuti che partecipano al progetto sono già formati di loro, quindi non è che si immagina di andare a formare degli psicologi per un intero modello teorico o per un intero protocollo di intervento, si va a formare su questo specifico protocollo di intervento, che poi verrà applicato fornendo un servizio ai cittadini e i cittadini accederanno a questo servizio attraverso un portale che poi resterà a disposizione della cittadinanza, in cui si troverà la possibilità di fare uno screening sulla base di strumenti validati, molto conosciuti a livello internazionale, e di accedere a dei materiali di automutuo aiuto che hanno dimostrato anche questi efficacia, e poi per le situazioni di maggiore consistenza clinica o maggiormente bisognose di sostegno psicologico si potrà accedere alla rete dei professionisti e i cittadini avranno la possibilità di beneficiare di un intervento gratuito per i cittadini, ma retribuito per gli psicologi, di 12 incontri che, come dire, sono quelli che compongono il protocollo. Si può poi discutere nel merito, e c'è già un'ampia discussione sulla validità o meno del protocollo, sulla graduazione degli interventi, però tutte queste sono discussioni interne nostre alla comunità professionale che fanno benissimo, perché ci aiutano a sviluppare, ad affinare sempre meglio le nostre conoscenze, però l'aspetto importante di questa nuova forma di assistenza è che al contempo è una forma di assistenza pensata per chi sta in fase di sviluppo dell'attività e vuole incrementarla e quindi vuole fare qualche cosa sul proprio territorio ricevendo degli invii che sappiamo essere la cosa migliore poi per farsi conoscere. E quindi è una forma di assistenza in cui ci si fa conoscere attraverso anche un contributo, coperti da un contributo economico invece che pagare la pubblicità. È
un servizio di formazione, perché in qualche modo si apprende qualche cosa, è un servizio rivolto alla cittadinanza, perché si offrono prestazioni, ma sarà anche un importante banco di prova per mettere su pista gli esiti della Consensus Conference, e si raccoglieranno molti dati di ricerca che ci serviranno per dimostrare che la nostra professione, i nostri interventi psicologici o psicoterapeutici, perché poi il progetto è graduato in due step, sono, speriamo, efficaci ed utili per intervenire su un ampio range di disturbi. Mi soffermo soltanto un ultimo punto sulla questione ansia e depressione. Per ansia e depressione qui noi intendiamo tutti quegli stati a cui molto spesso la popolazione va incontro e che purtroppo colpiscono le persone che spesso non hanno disturbi mentali conclamati o pregressi, ma sono situazioni molto spesso reattive ad eventi di vita, situazioni di difficoltà, eccetera, che possono colpire tutti quanti noi. E quando la depressione o il livello di ansietà disturbante irrompe nella vita di una persona, specialmente adulta, magari ha famiglia, che è nel pieno dell'attività lavorativa, ecco, produce un danno enorme alla vita della persona e alla vita dei suoi familiari, ma anche alla collettività. Per cui in questo senso noi riteniamo che questo progetto così ben strutturato, quindi non è un progetto generico come potrebbe essere il bonus psicologo, che andrà a coprire degli interventi psicologici ma senza spiegare quali, qui sarà molto libero. Questo è un intervento che vuole essere molto targetizzato e fondato su interventi che hanno in qualche modo dimostrato efficacia, per cui ecco, noi pensiamo che abbia una varia casistica di cose buone, di cose positive. Semplicissimo fare domanda, basta accedere alla propria area riservata sul sito di ENPAP, la domanda si fa in 3-5 minuti, sono proprio tutte robette da cliccare, molti campi sono precompilati, l'unica cosa da prepararsi, se lo si vuole, è l'ISEE, anche se si può accedere ugualmente anche senza avere l'ISEE, si finirà in fondo alla graduatoria, ma noi crediamo che più o meno tutti quelli che faranno domanda riusciranno ad accedere, perché ci sono 1000 posti che sono veramente tanti. Ecco, quindi entro il 6 maggio domanda nell'area riservata, in 3-5 minuti si riesce ad accedere e si accede a questo contributo di 5.000 euro per un progetto della durata di circa 6 mesi. Tutto il resto, tutti i particolari, io sono sempre a disposizione anche i nostri uffici, e comunque tutto si trova sul sito www.enpap.it. Bene, grazie di nuovo per questa attenzione e ospitalità da parte degli ordini. Grazie anche a Federico Zanon, soprattutto perché hai raccontato come questo progetto va a beneficio da una parte del singolo, ma anche della comunità, visto che i risultati di questo intervento poi ricadranno sulla psicologia in generale e sulla psicologia nel suo ruolo nella società. E quindi siamo tutti felici di poter partecipare e di vederne gli esiti. E adesso direi che andiamo a vedere più nello specifico la piattaforma che insieme abbiamo costruito. Chiedo a Gabriele Raimondi se vuole essere lui a introdurre la nostra piattaforma FormUp, spiegare un po' alle iscritte in maniera come si entra, ma ovviamente è molto semplice, però è bello come inaugurazione, potevamo farlo con la bottiglia, lanciarla contro la piattaforma, però ci limitiamo eventualmente a mostrarla. Mi hanno detto che già comunque nel 1° maggio, considerando che probabilmente gli psicologi non amano fare festa, quindi sono tutti staccanovisti, il 1° maggio che sono aperti i corsi, già più di 1.300 psicologi hanno aderito solo a un singolo corso. Poi mettendoli tutti assieme, ricordiamoci, sono 6 e i nostri iscritti li possono fare tutti. A te la parola, Gabriele Raimondi. Sì, grazie, buonasera a tutte e a tutti e benvenuti. Intanto un ringraziamento anche a Luana Valletta, che è vicepresidente dell'Ordine e coordinatrice della Commissione Sanità, che ci sta aiutando nella parte operativa anche oggi. Ci tenevo prima di illustrarvi la piattaforma, che è davvero semplice e molto
facile da usare e da gestire, a ricordare un paio di informazioni. Una prima informazione: tutti i corsi che vengono presentati nella piattaforma sono corsi FAD, quindi possono essere gestiti dagli iscritti nei propri tempi. Questo è importante. Vi invito tutti quanti, quelli che si iscriveranno, a non sovrapporsi e a non iscriversi oggi per non sovraccaricare la cosa, contemporaneamente a non aspettare il 30 dicembre. Quindi potete gestirlo, potete gestire i tempi nelle modalità che preferite, assolutamente sì, nell'arco di questi prossimi mesi. Un altro invito che vorrei fare, per evitare un po' la tendenza che a volte abbiamo come comunità professionale a sovraccaricarci di impegni, poi da valutare se riusciremo a gestirli o meno, ci sono 6 corsi che abbiamo attualmente attivato con tematiche differenti, con l'obiettivo di andare a coprire le diverse aree di intervento della nostra professione, quindi il lavoro con gli adolescenti, il lavoro nella scuola, il lavoro come psicologo ospedaliero, il lavoro nella perinatale e lo psicologo in azienda, quindi tematiche differenti per cercare di rispondere alle esigenze formative di diversi dei colleghi e delle colleghe. Valutate quelli di vostro interesse e iscrivetevi a quelli. Non c'è bisogno di iscriversi immediatamente a tutti, fermo restando che chi volesse li può assolutamente fare tutti, ed è in piena assolutamente opportuno ragionarci e poi valutare quello che ritenete. Voi vedete la piattaforma dal mio schermo in questo momento? Sì. Perfetto. Come potete vedere, nella piattaforma io trovo sulla mia destra i corsi, i nostri corsi. Per iscriversi non esiste un'iscrizione generica, ognuno di noi dovrà individuare il corso di proprio interesse in modo molto semplice, cliccarci sopra, comparirà una schermata nella quale andremo a inserire i nostri dati. Attenzione soprattutto al codice fiscale, perché è quello che permetterà poi alla piattaforma di riconoscerci. Come potete leggere, molti sono dati facilmente individuabili, sono tutti dati facilmente individuabili. Ricordatevi di individuare il tipo di situazione professionale che avete, quindi privo di occupazione, convenzionato, dipendente, libero professionista, e l'albo di appartenenza e l'ordine di appartenenza, quindi tutti dati molto molto semplici. Questo va ripetuto per ciascuno dei corsi di nostro interesse. Il vantaggio qual è? Che chiaramente riceverete sulla vostra mail indicata le credenziali per l'accesso. Una volta effettuato l'accesso, però, continuate a vedere l'immagine, datemi feedback. Nella mia area riservata io troverò tutti i corsi ai quali mi sono iscritto. Io attualmente, per fare le prove, poi chiaramente li frequenterò veramente perché sono molto interessanti, trovo i 2 corsi a cui mi sono iscritto. Teorie tecniche nel lavoro con l'adolescente, teorie tecniche nel lavoro in ambito ospedaliero. Se mi fossi iscritto a tutti e 6, ovviamente li avrei tutti. Una volta iscritto al corso, non dovrò fare altro che cliccare su accedi e mi troverò nella piattaforma del corso. Come ci ricordavano prima, nella fase preparatoria, la prima immagine che vedo è un come seguire i corsi. Questo è un video di 10 minuti utilissimo che mi dà tutte le indicazioni su cosa devo fare per usufruire di questo percorso formativo. Trovo poi le indicazioni dello stato di avanzamento del mio percorso e quanti crediti ECM questo percorso mi garantirà. Nel lato destro dello schermo trovo la chat. Chiaramente i tempi di risposta della chat saranno legati agli orari di lavoro delle persone, ma tendenzialmente nel giro di 24 ore circa dovremmo avere una risposta, festivi a parte ovviamente, nel rispetto del lavoro delle persone. Prima indicazione: vado nel dashboard, quindi vado a vedere qual è la mia situazione delle attività svolte
e trovo i vari video. Molto importante, i video sono da guardare tutti, non c'è la barra di avanzamento veloce, l'obiettivo è di frequentarli seriamente, l'obiettivo è quello di ottenere una formazione reale da un'esperienza come questa. Chiaramente al termine dei video che io potrò seguire troverò la sezione test con test di apprendimento ed è importante anche questo, troverò la sezione moduli per la soddisfazione della customer satisfaction. Quindi dovrò rispondere anche a questa. Solo a completamento di tutti questi percorsi io riceverò l'attestato che ho frequentato il corso e che ho maturato quindi i crediti ECM. Nella mia area COGEPS che ci citava prima, questo verrà caricato con un tempo successivo. Non preoccupiamoci di questo perché i corsi comunque rientrano nel triennio 2020-2022. Altri elementi importanti che posso vedere qui nel dashboard sono le note, quindi ho la possibilità di appuntarmi, segnarmi, verificare tutto ciò che può essere di mio interesse per questo corso, oltre al report delle attività svolte. Quindi mi dice oggi hai completato questa parte del corso, oggi, e sotto mi aiuta ad essere sempre informato rispetto a quello che è lo stato di avanzamento del percorso. Nel lato in alto a destra, dove trovate il My Account, di fianco ho un'ulteriore modalità di richiesta di supporto oltre alla chat. Cliccandoci sopra io posso inviare una mail al supporto tecnico in modo da poter avere maggiori informazioni. Come per tutte le situazioni che ci coinvolgono, dobbiamo cercare di aiutarci da soli, cerchiamo di essere a supporto di noi stessi e non sovraccaricare gli uffici che sicuramente comunque saranno sempre disponibili a rispondere. Quindi prima di fare domande leggiamo le FAQ che leggiamo qui in modo da poter eventualmente trovare risposta. Nel caso in cui non dovessimo trovare risposta, chiaramente chat e aiuto tramite il modulo sono sicuramente a disposizione. Direi che la piattaforma si conclude qui, è abbastanza semplice come vi dicevo. Se ci sono domande chiaramente sono a disposizione. Grazie Gabriele, guarda, riprendo solamente alcuni punti chiave per ricordarli con chiarezza, quindi tutti i corsi sono registrati, sono a disposizione degli iscritti fino al 31 dicembre di quest'anno, si possono fare comodamente anche di notte, in vacanza, di domenica, ma entro il 31 dicembre deve essere completato anche il questionario con le domande e il questionario di gradabilità, non oltre il 31 dicembre. E anche se gli ECM verranno visualizzati il prossimo anno, andranno comunque a coprire il fabbisogno di questo triennio. Un'altra cosa che ci terrei a dire è che il call center è semplicemente del nostro provider, quindi non è il call center di COGEPS, di Agenas, quindi è a disposizione per rispondere alle informazioni sui nostri corsi. Probabilmente non saprà rispondere ad altre informazioni sui profili dei singoli iscritti che magari potrebbero chiamare dicendo ma io non lo trovo, non so, abbiamo frequentati altri di corsi, quindi solo per questi corsi. E vorrei anche approfittare per ringraziare Federica Serena che è con noi in collegamento, anche se non la vedo, che è venuta in rappresentanza di Formaweb, il nostro provider. Grazie Federica Serena, e devo dire è staccanovista quanto noi, quindi abbiamo trovato un fornitore all'altezza, visto che rispondeva anche il 1° maggio alle mie richieste di assistenza. E infatti volevo dare anche l'informazione per chi è entrato in piattaforma fino a oggi pomeriggio e ha trovato il corso di etica e deontologia ancora in stand-by perché c'era da rifinire le ultime cose tecniche, ma adesso da questo momento è attivo anche questo corso, vero Federica, mi dicevi? Sì, assolutamente è attivo già da adesso, quindi si può iniziare a seguirlo tranquillamente. Grazie, e grazie anche della disponibilità del consulente che risponde tutte le mattine, e rispetto alla chat e alle mail ci ha promesso entro 24 ore come tempi di risposta, e quindi
diciamo che hai promesso molto, Federica, di questo ti ringraziamo, visto che appunto abbiamo 60.000 iscritti circa che potrebbero assalirti con le domande, perché sono sempre desiderosi di fare formazione velocemente. Grazie. Ho anche degli ottimi collaboratori, quindi che rispondono, che sono collegati. Quindi sì. Ottimo. Allora io adesso volevo chiedere anche a Luana Valletta, quindi se ci vuole fare un breve riassunto anche di qual è il monte del triennio di ECM, anche al netto del famoso bonus per il Covid. Sappiamo che sono tutte informazioni che si ritrovano nel manuale, quindi poi rimandiamo iscritti ad approfondire nel manuale della formazione, però magari solo 2 o 3 informazioni chiave che potrebbero essere utili. Esatto, e riprenderò anche alcune delle domande che sono arrivate in diretta, proprio in realtà riprendendo alcune di queste domande sugli ECM. Poi ovviamente quello che vi invitiamo, anzi magari potrei anche farvela vedere, abbiamo proprio come ordini cercato di semplificare attraverso una guida pratica tutto quello che è il sistema ECM. Sappiamo che il manuale, come dire, la formazione permanente è abbastanza oneroso, ci sono numerosissime eccezioni, casi specifiche, quindi troverete sicuramente una guida e come ordini abbiamo una sezione dedicata agli ECM in cui ci sono anche ulteriori FAQ, approfondimenti, spiegazioni. Magari poi possiamo anche lasciarvi qualche link, però come dire, può essere utile nel momento in cui riusciamo a trattare tutto. Allora, quanti ECM servono? Noi sappiamo che, fatto salvo eventuali esoneri, riduzioni e quant'altro, l'obbligo formativo all'interno di un triennio è di 150 crediti. Sappiamo anche, questo è accaduto comunque di recente, che nel momento in cui l'Ordine Nazionale degli Psicologi, il CNOP, ci ha automaticamente, senza come dire chiedercelo, ci ha automaticamente inserito all'interno di un dossier di gruppo che potevamo anche costruire in autonomia, questo monteore di crediti è passato da 150 a 130 crediti. Poi c'è un'altra incognita, era parte anche delle domande, il famoso bonus 50 crediti ECM, c'è, non appare ancora. Cosa sappiamo ad oggi? Sicuramente il bonus del 50 dovrebbe essere calcolato non più su 150 ma su 130, quindi in realtà il bonus per noi dovrebbe essere di 40 crediti. Dico dovrebbe perché ad oggi comunque siamo ancora in attesa di chiarimenti a livello, come dire, nazionale e regolatorio, quindi come sarà questi 40 crediti? Faranno parte, saranno in generale, saranno riferiti all'anno, in che modo, nel capitolo esenzioni, esoneri? Ecco, ad oggi sappiamo che dovrebbero essere 40 crediti, però non abbiamo ancora informazioni aggiornate. Su questo sicuramente appena avremo, come dire, delle notizie certe, sarà sicuramente nostra cura informarvi sia attraverso le newsletter, sia attraverso i nostri social, quindi su questo chiediamo anche proprio, come dire, di seguire. No? So che le newsletter molto spesso è faticoso poterle leggere, ma può essere uno strumento utile ad informarsi. Dicevo, no, al netto di esoneri, riduzioni e quant'altro, alcuni poi ne approfondiremo con Angelo, perché in realtà noi non tutti i crediti vanno acquisiti, ad esempio frequentando delle FAD o dei corsi, ma c'è tutta una parte, ad esempio per quanto riguarda l'autoformazione o attività come se sono un tutor di tirocinio, se ho fatto delle pubblicazioni scientifiche, oppure per esempio anche tante altre forme di esonero. Ecco, una cosa importante che c'era anche tra le domande che sono ricorse spesso è ci sono alcune domande, tra cui cosa mi succede se non assolvo all'obbligo? Allora, in realtà noi sappiamo che l'obbligo formativo, è stato anche detto prima, è parte comunque del nostro codice deontologico, quindi non rispettarlo ci pone a rischio di commettere un illecito disciplinare. Inoltre ci sono state diverse sentenze, poi se volete vi mando magari, vi scrivo poi in chat, come dire, in modo più completo, però ci sono tutte delle tematiche che si stanno aprendo anche a livello assicurativo, ma anche dagli stessi magari pazienti clienti potrebbero sicuramente che magari ci segnalano e quant'altro andare a impugnare questo non adempimento. Quindi il nostro consiglio sicuramente è di come dire, adempiere. Un altro aspetto è, ma lo dobbiamo fare tutti, no? Qualcuno mi chiedeva, ma io sono iscritta all'ordine, ma non esercito come psicologa? Sì.
Anche per chi è sospeso vanno acquisiti crediti ECM, non funziona come esonero, quindi l'obbligo, come dire, va tenuto. Poi ci sono altre domande, se nel momento in cui, ad esempio, magari ora ho già raggiunto il numero di crediti obbligatori, ne accumulo molto di più, cosa succede? Sicuramente non vengono trasposti in ugual modo nel triennio successivo. Ad esempio, ho 50 crediti in più e me li ritrovo nel successivo triennio, ma viene attribuito una piccola, come dire, riduzione. Rispetto alle FAD e ai webinar sono uguali, come dire, come i corsi in presenza. Poi ci sono anche, qualcuno mi chiede, ma per chi si è iscritto nel 2021, anche qui poi magari questo Angelo, come dire, lo riporta, perché ovviamente esiste un triennio 2020-2022, ma qualora io mi sono iscritto nel 2021, non devo andarmi a raccogliere, come dire, ad adempiere anche per il 2020, ma il mio obbligo verrà considerato sugli anni restanti di quel triennio, al netto che il primo anno di iscrizione all'ordine viene considerato come un esonero. Altri aspetti, principalmente sì, vediamo che sono questi. Ecco, poi ci sono ulteriori, anche qui vi invitiamo a leggere sia la guida che le FAQ, se sono andato in pensione, se appunto sono in gravidanza, se insegno in una scuola di specializzazione, come dire, ci sono tanti aspetti di cui è importante. Ecco, una cosa importante, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al sito Cogeaps logandovi con la SPID, e da lì potrete guardare da quando decorre, a quanto ammonta, come dire, il vostro obbligo formativo, al netto poi appunto di tutte le esoneri e riduzioni che magari potreste avere diritto di poter chiedere. Un'altra specifica, perché c'è stata molta disinformazione in passato su questo, per chi era libero professionista l'obbligo va conteggiato dal triennio 2020 e 2022, non il triennio prima, quindi attenzione se è la prima volta che vi iscrivete, perché per i liberi professionisti, anche se qualcuno diceva di sì, da lì non partiva l'obbligo. Grazie. Poi, quando hai detto a quanto ammonta, mi è venuto un attimo l'idea che potessi guadagnarci qualcosa, invece no, a quanto ammonta non viene accreditato sul mio conto. Scusa, hai citato tantissime informazioni e forse dopo sarà bene che gli iscritti se le vanno a riguardare con calma, perché è difficile memorizzarle tutte. Ti chiedo, Angelo, vuoi riassumerci semplicemente quali sono gli status che ti danno la possibilità di essere esonerato? Sì, allora, innanzitutto un saluto ai colleghi che partecipano questa sera. Allora, una volta entrati nel Cogeaps, così come aveva sottolineato adesso la collega Luana, il Cogeaps appunto è l'anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario ed è gestita appunto dal Cogeaps, accedendo tramite SPID o CIE, possiamo visualizzare la schermata, le varie sezioni, quindi la sintesi delle partecipazioni agli ECM per capire quanti ECM abbiamo, e poi c'è una parte relativa ad esoneri ed esenzioni. Questo perché dico, ci dà il sistema la possibilità di usufruire di esoneri o esenzioni nel percorso triennale appunto di accumulo degli ECM. L'esenzione che cos'è? L'esenzione può essere richiesta quando il professionista, quindi in questo caso quando noi psicologi ci troviamo in una situazione di sospensione dell'attività professionale o incompatibilità. L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi. Le tipologie previste dalla normativa sono diverse, io ne elenco qualcuna, magari ecco, non sono esaustive, le principali, ed è quello per cui spesse volte i colleghi ci chiedono, quindi il congedo per maternità o paternità, il congedo parentale per malattia del figlio, il congedo per adozione o affidamento,
l'aspettativa non retribuita per la durata delle pratiche di adozione internazionale, motivi familiari gravi, l'assenza per malattia, eccetera. Ecco, sono tante, basta cliccare nel menu a tendina nella parte relativa alle esenzioni e così si possono trovare tutte. Accanto a questo c'è l'esonero. L'esonero non attribuisce crediti, ma costituisce semplicemente una riduzione dell'obbligo formativo individuale nel triennio. Questo chi lo può chiedere? Tutti coloro che frequentano dei corsi universitari che erogano almeno 60 CFU. Una delle domande che ricorre spesso riguarda per esempio gli iscritti alle scuole di psicoterapia, e questo rientra in una delle situazioni di esonero. Quindi per ogni anno di frequenza si riceve l'esonero dall'obbligo formativo triennale. Per ogni anno si è esonerati per 1/3 dell'obbligo, ovvero 50 ECM rispetto appunto all'obbligo di 150. Quali possono essere? Quindi, a parte le scuole di psicoterapia, ma anche i master universitari di primo livello che erogano 60 CFU, allo stesso modo i master di secondo livello, i corsi di specializzazione, il dottorato di ricerca, le lauree. E poi il sistema, sempre nel menu tendino, a un certo punto ci dà anche altri corsi universitari da almeno 60 CFU. I corsi universitari, sappiamo, possono essere tanti, a volte i dubbi sono se rientrano più nell'area della nostra professione psicologica o altro. Un consiglio che do è quello di, per esempio, contattare direttamente il COGEAPS quando si hanno dei dubbi. Una delle domande ricorrenti da parte di alcuni colleghi è, per esempio, se il corso di TFA, che è il corso di specializzazione per il sostegno, che è un corso universitario che rilascia 60 CFU, se dà l'esonero degli ECM. La risposta è sì, la risposta è positiva, però possono esistere anche altri corsi universitari e per questo dico la parte riporta altri corsi. Basta comunque chiedere e informarsi al COGEAPS oppure direttamente contattare gli ordini. Come poi i colleghi stanno vedendo, questa sera siamo qui presenti gli ordini che hanno aderito ad un protocollo d'intesa. Siamo sempre presenti e disponibili, quindi ci potete contattare benissimo per ogni altro chiarimento. Grazie Angelo. Nei grandi dubbi che vertono intorno a questo sistema è se si dice COGEAPS o COGEAPS. Vedo che ci sono diversi filoni di pensiero, quindi figuriamoci quante altre cose possono non essere chiare. E tra l'altro ricordo che nella piattaforma, come abbiamo visto prima, c'è una sezione con le FAQ dove molti dei dubbi che spesso ritornano sono segnati nelle domande e nelle risposte, vero Federica? Sì, nella piattaforma, nella parte delle FAQ ci sono appunto le domande più ricorrenti che sono capitate, insomma, che arrivano da parte dei colleghi. Bene, grazie. Non so, Luana, se ci sono altre domande in particolare che tu vuoi rilanciare? Sì, una domanda che ad esempio si stavano ponendo, però appunto in realtà rientrano nelle FAQ, e anche se ad esempio la scuola di specializzazione se deve essere fatta soltanto in quel triennio per tutti i 3 anni. In realtà per tutti gli esoneri, le riduzioni, ovviamente poi voi quando andrete a inserire, lo vedrete, non è molto difficile, li dovete andare a indicare per quell'anno in cui ad esempio appunto siete stati in maternità piuttosto che eravate iscritti all'anno di specializzazione. Quindi potrebbe anche capitare che ad esempio frequentate la scuola a scavalco di due trienni diversi, magari, come dire, ovviamente spezzate quelle riduzioni o quell'esonero. E anche le altre, ad esempio anche altre saloni pensionati, come dire, poi le trovate tutte nelle FAQ. Qualcuno stava anche, come dire, provando a rispondere in diretta. Magari proverei a girare invece le domande, quelle che sono arrivate rispetto alle borse lavoro. Magari ve le leggo, così se Federico vuole poi aiutarci a risponderle. Allora, Enrico ci chiede, buongiorno, per adesione alle borse lavoro sono previsti vincoli, una precisazione. Cosa intendete con siamo in regola alla data di presentazione della domanda
con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti, e quindi che non abbiamo aderito a un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'ente, per il quale siamo ancora in corso i relativi pagamenti. Potete essere più chiari? Ovvero, un collega che sta rateizzando non può aderire? Sì, bisogna capire cosa intende il collega per rateizzazione, perché c'è spesso un fraintendimento. Lì per rateizzazione si intende che c'era un debito, che ci si è messi d'accordo con ENPAP attraverso l'apposita funzione nell'area riservata e che quindi si sta rientrando dal debito attraverso un piano rateale. In quel caso lì si è irregolari e quindi per accedere alla borsa lavoro bisogna saldare tutto il debito residuo, che a volte può convenire, nel senso che la borsa lavoro è da 5.000 euro, metti uno c'ha un debito residuo da 2.000 euro, versa i 2.000 euro in qualche modo, oppure li va a compensare, meglio ancora, riceve come borsa lavoro 3.000 euro invece che 5.000 e si mette a posto e in più partecipa al progetto. Comunque in generale la regolarità è stabilita dal fatto che uno sta sempre regolare sia con le dichiarazioni annuali, quelle che si fanno entro il 1° ottobre, dei propri redditi, sia con tutti i versamenti. Tutti i versamenti compreso l'acconto, perché in questi giorni stiamo risolvendo una serie di situazioni, proprio in questi giorni qua, di persone che sono un po' in ritardo nel versamento dell'acconto che c'è stato come scadenza il 1° marzo. È una formula comoda che noi abbiamo, perché siccome non c'è la sanzione, sono solo piccoli interessi di mora, qualcuno che non ha subito liquidità entro il 1° marzo sfora un pochettino, però quello ci rende comunque irregolari. In ogni caso il vantaggio della borsa lavoro, come di tutte le forme di assistenza, è che se uno è irregolare e magari anche non lo sa, nel momento in cui fa domanda se ne accorge, perché gli uffici fanno la pulizia della posizione per tutti gli ultimi 5 anni, quindi accedere a una forma di assistenza ti permette di ripulire completamente la posizione. Ecco, dicevo prima una cosa importante, siccome sono 5.000 euro di borsa lavoro, chi ha piccoli debiti, o comunque debiti inferiori ai 5.000 euro, può prendere questa occasione, oltre che per partecipare a questo progetto, anche per andare a compensare e chiudere la propria irregolarità. Quindi questa è un po' la cosa. Comunque chi non è regolare ha la procedura bloccata, cioè entra in area riservata e viene fuori un banner con scritto non puoi accedere perché non sei regolare la posizione, per cui ci si accorge subito, basta contattare gli uffici usando la mail contribuzione@enpap.it e farsi fare il calcolo di quello che c'è da versare, si versa e ci si regolarizza. Stiamo pulendo una serie di posizioni proprio in questi giorni qua. Ecco, se non si riesce subito si può anche scrivere direttamente, i colleghi a me mi contattano in ogni modo, su Messenger, su Facebook, su WhatsApp, oltre che sulla mail istituzionale, e su quella noi rispondiamo abbastanza rapidamente. Se proprio se uno non comprende bene il meccanismo siamo a disposizione, ecco, la mia mail è federico.zanon@enpap.it oppure presidenza@enpap.it. Tutti i canali sono possibili per riuscire a raggiungere e sistemarsi, ecco. L'altro requisito di accesso, che forse prima non ho detto, è di avere una media reddituale di redditi lordi di 5.000 euro calcolata sugli ultimi 3 anni. E questo è un tipo di vincolo che noi abbiamo inserito perché per partecipare a questo progetto bisogna avere già un minimo di strutturazione dell'attività. Siccome bisogna mettere a disposizione uno studio che sia già, bisogna mettere a disposizione una gestione fiscale che uno deve già avere, una gestione dei dati personali che uno deve già avere, abbiamo messo questo vincolo, la media triennale dei redditi di 5.000 euro lordi annui, in modo da filtrare un attimo le persone che hanno già una minima attività strutturata. Ecco, comunque sono 5.000 euro medi di reddito, sono circa 2 pazienti a settimana, quindi non è un vincolo impossibile. C'erano altre... Carolina si chiedeva per quanti pazienti si è previsto per singolo professionista. Ho compreso che ci saranno 12 incontri, ma per quanti pazienti?
Saranno 125 ore di interventi, quindi calcoliamo 8-10 pazienti circa. Poi 12 incontri sono 12 incontri, però chiaramente se poi ne servono 13 o 14, comunque il portale funzionerà in questo modo: si entra dentro, vengono assegnati i pazienti e man mano che si vedono i pazienti il professionista segna lo stato di avanzamento lavori, per usare una metafora cantieristica, e in questa maniera qua si va un po' a consumo delle ore, per cui poi si andrà in itinere a vedere, potranno essere 8-10 pazienti all'incirca. Dobbiamo anche tenere conto dei drop out, perché se un paziente ti interrompe a metà, tipo dopo i primi 2 incontri di percorso diagnostico, in qualche modo si vanno a scalare quelle ore lì. È più conveniente tenere in considerazione, per capire l'impegno, le circa 125 ore, che corrispondono a una decina di percorsi interi, ecco, grosso modo. Okay. Altre domande ci chiedevano se chi è sospeso dall'ordine per quanto riguarda anche l'adempimento dell'obbligo vaccinale può o meno partecipare alla borsa lavoro, e se chi è iscritto al terzo e l'ultimo anno di una scuola di psicoterapia può partecipare iscriversi come psicoterapeuta. Beh, chi è sospeso dall'ordine non può né usare il titolo di psicologo né svolgere alcun tipo di attività. Chi è sospeso dall'ordine è come se non fosse uno psicologo per il tempo in cui è sospeso, quindi non può svolgere, effettuare nessun tipo di attività. Chiaramente se uno è sospeso ma è in fase per la quota, basta che versa la quota, che è una delle casistiche più frequenti, e immediatamente immediatamente, poi non lo so, qui ci sono gli ordini, non so amministrativamente quanto ci si mette, però immediatamente in teoria viene reintegrato. Chiaramente chi è sospeso per motivi disciplinari, o peggio ancora perché non ha ottemperato all'obbligo vaccinale, come dire, è fuori dalla professione per il tempo in cui è sospeso. Mentre per quanto riguarda chi non ha l'iscrizione all'elenco degli psicoterapeuti, non è psicoterapeuta. Essere al secondo, terzo o primo anno di una scuola di psicoterapia non permette di accedere al titolo di psicoterapeuta né di svolgere psicoterapia, e quindi di conseguenza non si può iscrivere per gli interventi ad alta intensità che sono riservati, essendo terapeutici, agli psicoterapeuti. Scusate, integro un attimo la cosa di Federico proprio al volo, perché la domanda mi sembrava un po' surreale, quindi giusto per dare un'informazione, visto che ci sono 400 persone, se uno esercita la professione in regime di sospensione, quale che sia il motivo, quindi quota, PEC, pure una banalità, non hai la PEC, sei sospeso, incorre nel reato penale di esercizio abusivo della professione, quindi non è una cosa che diciamo banale, è proprio un reato penale e ci sono diverse condanne, vieni condannato proprio a dei mesi o degli anni di prigione, poi verrà convertito eccetera, però quindi insomma esercitare il regime di sospensione è un elemento molto grave dal punto di vista penale. Posso aggiungere una cosa davvero al volo, perché ne approfittiamo, perché il tema è molto sentito, così sfatiamo anche questo falso mito, perché spesso viene richiesto anche agli ordini professionali di questa possibilità di esercitare come psicoterapeuti al terzo o al quarto anno di scuola di specializzazione sotto supervisione. Questa è una cosa che non esiste, abbiamo chiesto spesso ai colleghi di girarci un documento scritto a riguardo, eccetera, eccetera, ma per esercitare come psicoterapeuta, come diceva prima Federico Zanon, bisogna specializzarsi in psicoterapia e poi iscriversi all'elenco di psicoterapeuti ex articolo 3 della 5689, così la diamo come informazione che può essere utile a tutti. E aggiungo in una frase anche di non usare, ne approfittiamo, da mettere insieme troppi presidenti in un colpo solo rischia di produrre questi deragliamenti, però non usate per favore l'espressione nei vostri curriculum psicoterapeuta in formazione o psicoterapeuta IF, che ho visto utilizzare, perché non si è psicoterapeuti finché non si è finito il percorso, quindi quello è fuorviante potenzialmente. Si scrive psicologo, appunto, che è quello che siamo tutti in primis ed essenzialmente. Poi Luca, anche perché non credo che
credo che nessuno andrebbe da un cardiologo in formazione qualora lo scrivesse sul biglietto da visita, giusto per... Esattamente, anzi è il contrario, è una sorta di ricerca identitaria, di anticipazione identitaria, ma che in realtà ottiene spesso l'effetto opposto dal punto di vista pratico. Vabbè, allora io aggiungo pure io una cosa, che volevo ringraziare, che non hanno potuto essere presenti la Presidente Gaetana D'Agostino della Sicilia, la Presidente Katia Marelungo delle Marche e il Presidente Enrico Perilli dell'Abruzzo. Sicuramente sono stati con noi con il cuore, visto che tutti gli ordini hanno collaborato, come attesta anche la presenza qua congiunta, per questo progetto di formazione, e direi che continuiamo a collaborare sempre per il bene dei nostri iscritti e i nostri iscritti, per riuscire a dare più servizi possibili e essere responsivi in tempi rapidi. Avete aperto tantissime parentesi e quindi adesso vi impegno, visto che dobbiamo chiudere e andare a cena, nelle dirette che saranno nelle pagine Facebook, quando verranno domande degli iscritti, voi prontamente risponderete su tutti gli argomenti, sulle borse lavoro, sulle sospensioni, sul sistema ECM, e insieme cerchiamo di riuscire a navigare in questo mare di incertezze. Posso quindi salutare tutti? Arriverà via email nella pagina, cos'è la domanda? Ah sì, il webinar verrà poi, è stato registrato, verrà caricato nelle singole piattaforme dei vari ordini, ognuno credo abbia una sua area formazione, area riservata, ecco, non so ognuno dove la mette, però verrà comunicato poi nelle newsletter dei singoli ordini dove si trova la registrazione, e poi ripeteremo anche come ci si iscrive alla piattaforma, come si fanno i corsi, vi ricorderemo le scadenze, e poi abbiamo il nostro servizio di assistenza, appunto, che può aiutare. Vi ricordo che il servizio di assistenza non è COGEPS e non è neanche la segreteria dell'ordine, quindi domande mirate. E grazie a tutti per aver partecipato stasera. Ci si rivede. Grazie, buonasera. Per ogni altro dubbio, Buonasera. ciao. Ciao.